Buonasera a tutti amici da Napoli e l'87. Ciao Josef, buonasera. Come stai? Tutto bene? Aspettiamo che arriva un po' di gente e poi partiamo. Partiamo subito con la partita di Spezia Napoli. Poi dopo Spezia Napoli parliamo del calciomercato, dei nuovi acquisti del Napoli. Poi andiamo a parlare del campionato del Milan e magari lasciamo anche qualche minutino per la partita importante di domani sera, quella tra Roma Feyenoord, finale di Conference League. Intanto José, che sei qui, lascia un bel like. Se vuoi farmi qualche domanda prima di partire con gli argomenti di cui voglio parlare, fammela pure tranquillamente. Buonasera Pasquale, benvenuto Mattias Olivera. Sta facendo le visite mediche, comunque è un giocatore del Napoli, è fatta. Prenderà il posto di Gulam. Buonasera Giovanni Salvati, buonasera da Salerno, Forza Salernitana e Forza Napoli. Grande Giovanni, complimenti alla Salernitana per la salvezza. Nel finale ha rischiato di brutto, ha rischiato di andare in Serie B visto la sconfitta in casa per 4-0, però alla fine comunque tutto sommato ha meritato, perché comunque i risultati li ha fatti prima della sconfitta in casa. È andato a vincere appunto a Udine, è andato a vincere partite importanti che hanno permesso alla Salernitana poi di salvarsi. Una squadra che sembrava spacciata praticamente. Invece alla fine è riuscita a capovolgere la classifica e portandosi in zona salvezza e facendo retrocedere Genoa e Cagliari. Con Venezia già spacciato, era praticamente già in Serie B. Intanto siamo in 3. Ragazzi, vi invito a lasciare like se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale se siete nuovi e vi invito a condividere la live con i vostri amici, parenti e chi vi pare, ragazzi. Volete farmi domande, fatemi domande. Prima di partire aspettiamo un po' di gente, che così si parte con tutti gli argomenti che avevo prefissato. Intanto condivido anche io la live. Vediamo chi c'è qui. Allora, fammi vedere un po' di gente che c'è. Su Facebook già c'è, su Instagram già l'ho condiviso. Se condividete mi fate sto piacere, mi fa piacere anche a me, ragazzi, se volete ovviamente. Io non metto obbligo a nessuno, non incateno nessuno. Allora, il primo argomento da parlare è Spezia Napoli, che praticamente io sono stato anche allo stadio a vederla la partita. Peccato per gli episodi che abbiamo visto, scontri fra curve, fra la curva del Napoli e la curva piscina dello Spezia. Mazzate, fumogene a destra, a sinistra, cori razzisti, perché gli spezzini ci hanno veramente fatti di tutto e di più, cori razzisti bruttissimi verso il Napoli, e lo sappiamo, lavali col fuoco e tanti altri cori, Terrone, insomma. Anche noi non ci siamo andati bene a dire spezzini di M. Comunque sono cose da evitare, siamo nel 2022, ancora ci sono scontri del genere, con feriti da entrambe le parti, l'ambulanza che arrivavano, 10 minuti fermi per la partita. Cioè, io volevo andare anche in curva a vederla la partita, purtroppo per me non è stato possibile, perché i biglietti erano in vendita solo per i residenti in Campania, visto che io sono in Toscana non potevo andare in curva. Per questo, diciamo, mi è dispiaciuto un po', però dall'altra parte, visto l'episodio, visto quello che si è scatenato fra le due tifoserie, mi è andata anche bene, perché io avevo degli amici che sono andati lì nella curva e hanno rischiato, gli sono passati i fumogeni proprio per faccia, e ti prendeva un fumogeno con la fiamma, ti bruciava la faccia, sicché pensa te. Poi è stata una partita dominata dal Napoli, nonostante uno Spezia che, devo dire la verità, ha fatto un bel campionato, ha meritato la salvezza,
Ma parlando della partita Spezia-Napoli, non c'è stata partita, il Napoli nel primo tempo già 3-0, l'ha annientato con gol di Zielinski che ritrova il gol finalmente, meno male, ma prima di Zielinski fa un gran gol Politano che salta il centrocampo dello Spezia, si porta al limite dell'area e fa un gran gol. Zielinski lo stesso che la angola di sinistro, poi segna anche Diego Demme che fa un'ottima partita, insomma il Napoli ha fatto una grande partita, non subendo gol, abbiamo ritrovato un grande Koulibaly, Juan Jesus ha fatto bene, cioè Zanoli mi è piaciuto anche lui, cioè, mi sono piaciuti tutti, anche Gulam ha fatto la sua partita, Demme bene, Lobotka fenomenale, ragazzi, un Lobotka così, ma che ne parliamo a fa? O Pezzotte Iniesta, ma che ne parliamo a fa? Grande qualità di Lobotka, che secondo me è il migliore in campo. Poi la fase offensiva, benissimo. Osimhen entra, vabbè, entrano nel finale Insigne, Osimhen e Mertens, giocano poco. Petagna ha fatto una grande partita, non ha segnato, ma ha fatto giocare la squadra tenendo il pallone, ha fatto risalire, ha fatto segnare, cioè ha fatto molto bene Petagna, che poi fornisce anche l'assist, infatti. Comunque bene anche Politano che ha segnato, bene dall'altra parte Elmas, insomma, mi aspettavo qualcosina in più, però benino anche lui, non posso dargli in insufficienza perché comunque hanno fatto abbastanza bene tutti. I subentrati Insigne, Osimhen e Mertens qualcosina hanno fatto vedere, ma non più di tanto. La partita l'abbiamo fatta nel primo tempo, poi nel secondo tempo l'abbiamo gestita. Comunque al di là del risultato abbiamo chiuso bene e questo mi fa piacere. Avremmo giocato prima così, c'è il rimpianto per le partite perse prima, per i punti persi prima, perché a quest'ora magari a posto che il Milan potevamo vincere noi, perché il Napoli, perché no? Perché il Napoli ce l'aveva la rosa, la qualità per potersi contendere lo scudetto, però purtroppo abbiamo perso dei punti fondamentali per andare a vincere il campionato. Se pensi quelle in casa con lo Spezia, se pensi la partita in casa con l'Empoli, al ritorno con l'Empoli, buttata via su un 2-0, 3-2, il pareggio in casa con il Sassuolo, e sono tanti, troppi punti persi in casa, anche con la Fiorentina. Intanto saluta Rino, ciao Rino, ben ritrovato Rino, un bacione, buonasera Rino e forza Napoli, sempre. Like, iscrizione e campanellina e sempre forza Napoli, sempre, sempre Rino. Insomma, ragazzi, direi che è una stagione positiva perché l'obiettivo del Napoli era centrare la qualificazione in Champions, ma ricordiamoci la stagione passata, la stagione prima, il Napoli era arrivato sotto la Juventus. Ricordate che poi abbiamo perso pure il posto in Champions, siamo arrivati quinti. Quest'anno ci siamo migliorati, se va a vedere la classifica, è vero che è stato un campionato dove si sono persi tanti punti, ma tutte. Infatti non mi ricordo a quota di quanti punti ha vinto il Milan, sicuramente non noi i 91 punti che abbiamo fatto noi. Ora vi vado a dire quanti punti ha fatto il Milan per vincere questo campionato. Comunque un campionato a 86 punti, pensate, 86 punti ha vinto il campionato. Fosse stato il Napoli dei 91 punti, avremmo vinto noi il campionato. Comunque, ogni campionato è a sé, c'è stati punti persi da tutte le squadre su in classifica, era un campionato, come ho detto, che il Napoli poteva vincere, certamente, perché la rosa c'era, la squadra c'era, però il Milan ha meritato perché il Milan ci ha creduto e ha avuto sempre condizione, sempre il gioco e sempre quella grinta, quella cazzimma, come posso dire, quella mentalità vincente che è mancata al Napoli. Ciao Magna in mano, infatti, Rino. Un abbraccione, fra, un abbraccione anche a te. Destrox, Wina, pure come stai? Un abbraccio. Un abbraccio, Destrox, come stai tu? Io abbastanza bene, un po' stanco per il lavoro perché si lavora tanto, un po' diciamo a questione familiare, diciamo, non c'ho mio padre che sta bene, vabbè, ma quelle sono cose che non ne voglio parlare. Comunque auguro il meglio possibile, che possa guarire tutto.
da qui. Mando un forte abbraccio, che possa ritornare a sta bene. Rino, il Milan ha meritato. Eh sì, il Milan ha meritato il campionato perché comunque è stato sempre sul pezzo, non ha mollato una partita, ha fatto il suo gioco. Pioli ha dato tanto al Milan, un allenatore che poi ha preso una squadra così, una squadra che sì, c'ha dei giocatori, se va a vedere individualmente, c'ha dei giocatori forti come Teo Hernandez, come Leao, come Maignan, che abbiamo scoperto questo portiere fortissimo. Ha saputo anche con giocatori come Saelemaekers, anche Rebic, anche Krunic, ha saputo amalgamare tutto l'insieme, ha fatto diventare una grande squadra. Ma non ci dimentichiamo anche di Kessie, che ha fatto una buona stagione, non una fenomenale, ma Tonali è stato il perno forte di questo Milan, è cresciuto partita dopo partita. Finalmente abbiamo preso il terzino. Infatti, ora abbiamo parlato un po' della partita, andando a parlare del calciomercato. Olivera, come vi ho detto, andrà a sostituire Gulam in partenza. Gulam in scadenza di contratto è praticamente a parametro zero, se lo prenderà qualcuno. Io spero ovviamente che non resterà in Serie A, perché comunque vedere un giocatore che ha giocato nel Napoli con un'altra maglia addosso è sempre un brutto vedere, no? Però, ragazzi, ci dobbiamo mettere una pietra sopra. Ringraziamo Gulam per quello che ha potuto dare al Napoli, ovviamente quando stava bene ha dato il massimo, poi sfortunato Gulam, sappiamo, crociato destra, sinistra, insomma, si è ammazzato Gulam, poveraccio, ha avuto quell'infortunio che l'ha condizionato, e non è stato più lo stesso Gulam, perché quando era Gulam e quando stava bene era veramente uno dei terzini più forti in Serie A, ragazzi. Purtroppo succedono queste cose, ce ne facciamo una ragione e abbiamo preso Olivera e speriamo che questo Olivera possa rendere bene come ha fatto Gulam nei primi tempi. Lo spero, perché comunque Mario Rui noi lo possiamo dire niente, perché comunque ha fatto una stagione importante, ha fatto una buona stagione, non dico una stagione a top, perché degli errori li ha commessi sempre, però comunque si è migliorato. Secondo me ha fatto una stagione migliore di quella scorsa. E io Mario Rui come riserva me lo tengo, perché comunque ha fatto un'ottima stagione e come riserva sta bene. Mette Olivera titolare e Mario Rui come alternativa. Dall'altra parte Di Lorenzo titolare e Zanoli. Zanoli lo tengo in prima squadra, perché Zanoli ha dimostrato di potersi giocare anche qualche partita titolare. Magari Di Lorenzo lo fai giocare nelle partite più importanti, tipo con il Milan, con l'Inter, con la Juve, con la Roma, con la Lazio. Zanoli lo puoi far giocare, con tutto il rispetto per le squadre di media e bassa classifica, lo fai giocare con Bologna, Spezia e altre squadre. Per questo servono alternative e a me sembra che con Olivera e Mario Rui da una parte e Di Lorenzo e Zanolli dall'altra parte il Napoli sia completo sui terzini. Finalmente Milan, io se dice Milan da dopo il Covid sempre in crescita. Napoli tanti errori, ma vi amo lo stesso. Un abbraccio, grazie Josep, un abbraccio forte. Rino, mi spiace per tuo papà Francesco, spero si risolva tutto per il meglio. Grazie mille, Rino. Grazie di cuore. Che bisogna fare? È la vita. È la vita, è la vita. E niente. Il Milan, come ho detto, ha vinto delle partite importanti, poi scontri diretti a favore con l'Inter, che sono stati fondamentali per andare a vincere il campionato, perché è arrivata a 2 punti sopra l'Inter. Diciamo che quel pareggio pure grazie, diciamo quel pareggio dell'Inter con Radu pure ha condizionato un po', però il Milan secondo me, al di là degli episodi, ragazzi, sì, qualcuno parlerà, ma l'abbiamo perso noi, gli interisti sento dire l'abbiamo perso noi per l'episodio di Radu. No, ragazzi, c'è stato pure quell'episodio lì, ma
secondo me il Milan l'ha meritato sul campo, ha vinto anche gli scontri diretti contro la stessa Inter e secondo me, visto i risultati che ha fatto, visto le partite importanti che è andata a giocarsi, ha meritato il campionato. Se le giocate le ha vinte e alla fine chi vince ha sempre ragione. Il Milan secondo me l'ha meritato. Poi domani c'è anche la finale di Europa, di Conference League, scusate, fra Roma e Feyenoord. Speriamo nella Roma vince almeno lei in Europa, vince un trofeo, perché comunque bisogna appoggiare le squadre italiane. So che tanti napoletani purtroppo alla Roma la odiano perché comunque è una squadra che non abbiamo buoni rapporti, è una tifoseria che il Napoli non ha buoni rapporti, però comunque ragazzi bisogna metterci anche una pietra su dopo un po' di tempo su quello che è successo. Poi comunque siamo squadre molto simili, Napoli e Roma, hanno tifoserie molto simili, tifoserie calde con un'appartenenza forte alla propria squadra, cioè alla propria, cioè anche alla propria città, sicché siamo molto simili noi romani, no? Se va a vedere. Niente, bisogna appoggiare. Io non dico tifare, perché tifare si tifa solo la squadra del cuore, il Napoli, ma appoggiare la squadra italiana che è la Roma, sperando che vince la Roma, perché bisogna sperare che la Roma vince un trofeo. Napoliello sei il mio idolo, Napu Bubu e Afam. Grande Bubu, buonasera. Ragazzi, l'avete lasciato un like? Dai, almeno il like di sostegno, fatemi questo piacere perché già è una serata così, almeno per sostenere. Se volete farmi domande, qualcosa. L'altro acquisto del Napoli è Chris Viela, come si chiama? Ragazzi, faccio fatica a pronunciarlo, Chris Chivela, chi se ne vela, chi lo vede, boh, un cazzo si chiama. Cioè, faccio fatica a pronunciarlo, Giorgiano prenderà il posto di Lorenzo Insigne, che mi dispiacerà tanto che lascia il Napoli. Ovviamente, ragazzi, io non canto come tanti tifosi, c'è solo un capitano, perché per me non è stato l'unico capitano. Per me, prima di Insigne c'è stato Hamsik e per me Hamsik è stato più bandiera di Insigne. Per me, poi ognuno ha il suo punto di vista. Insigne attaccamento alla maglia, ovviamente io penso che Insigne ha dato al Napoli, ha dato tanto al Napoli, però nelle ultime stagioni ovviamente si sta guardando un po' intorno e si sta guardando i suoi interessi, come fanno tanti giocatori di ora, le bandiere sono poche, diciamoci la verità. E comunque ringrazio Insigne per tutte le stagioni, per le 11 stagioni che ha fatto a Napoli, quello che ha dato al Napoli, perché comunque ha dato tanto per la maglia del Napoli, ha fatto tanti gol, superando anche lo stesso Hamsik, però c'è un però, Hamsik era centrocampista, è centrocampista, Insigne è esterno di attacco, c'è questa differenza qui, e Hamsik ha fatto quasi i stessi gol di Insigne, essendo un centrocampista, un trequartista. C'è questa differenza qui, non dimentichiamoci, perché poi gli anni sono più o meno quelli. Hamsik ha fatto 11-12 anni al Napoli, Insigne 10-11, cioè più o meno sono lì. Però c'è una differenza di ruolo che quella è fondamentale, è importante. Guaraschello, la guarascheria. Andrea Esp, buonasera, forza Napoli, sempre Andrea. Ciao Bubu, Bubu si pronuncia Varaschelia. Bella nome. Comunque sto nome è peggio del codice fiscale e cose, come si chiama? Portiere la Juve, Szczesny. Varaschelia, Varaschevera, come ci si chiama. Ciao Lino, amico mio. Grande Lino. Mi fa piacere che siete qui ragazzi, mi dispiace non aver portato tanti video, mi dispiace non aver portato le live delle partite che magari aspettavate me. Mi sono sentito un po' così, cioè un po' in colpa pure per quello, però purtroppo spero che mi capite, spero che capite il mio momento, un po' il lavoro, un po'
le cose personali della famiglia, un po' tutto, ragazzi. Non c'avevo voglia, non c'avevo stimoli per portare i video, cioè non era facile, non era per niente facile. Poi vi ringrazio perché comunque per me siete una famiglia sempre, perché comunque anche lo so che voi riuscite a capire le persone. Ragazzi, pure io capisco che se qualcuno non può venire perché c'ha le sue cose nella vita e me ne faccio, cioè, sono contento lo stesso. Siamo 3-4 persone, va bene uguale, perché capisco che chi può è qui, chi non può c'ha da fare altrove, o c'ha da fare le sue cose, c'ha una vita anche lui ed è normale, ed è proprio normale. Comunque m'ha deluso la stagione della Juventus, che dalla Juventus praticamente ti potevi aspettare qualcosina in più, perché comunque la Juventus una rosa ce l'aveva, non era competitiva come quella dell'Inter, come quella del Milan e secondo me alla fine nemmeno come la nostra, perché aveva un centrocampo scadente. Ora però attenzione ragazzi, perché è vero pure che la stagione prima siamo arrivati sotto la Juve perché nel finale di stagione ci ha superato il fatto con il Verona e perché c'è stata una stagione intera a parlare del Verona, 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 Verona e basta. Praticamente quella stagione lì è andata male per il nostro Napoli, lo sappiamo, nel finale di stagione siamo stati sorpassati dalla Juventus, siamo andati fuori della zona Champions. Quest'anno abbiamo conquistato la Champions ed in più abbiamo buttato la Juventus sotto di noi a più 9. Cioè abbiamo fatto uno step importante. Dobbiamo proseguire questo step importante facendo acquisti importanti e potendo risalire ancora di più. Ora il nostro obiettivo è andare ancora più su, cercare di andare ancora più su. Se ora abbiamo fatto lo step di andare sopra la Juventus, dobbiamo fare lo step ancora più in avanti, cercare di stare fra le prime due. Bisogna vedere anche il calciomercato del Napoli. Per ora sono arrivati 2 giocatori. Speriamo in qualche altro acquisto perché il Napoli ha bisogno di essere ancora più forte, di avere un'ossatura ancora più solida, di tenere i giocatori migliori, sperando che Koulibaly resti. Ci sono voci anche su Koulibaly della Juventus. Io spero che sono solo voci e niente di concreto perché ragazzi, perdere un giocatore come Koulibaly e perdere veramente tanto in fase difensiva. Capisco che abbiamo Juan Jesus e Ramani, ma Koulibaly fa il reparto da solo là dietro. Voglio. Grazie Rino, grazie mille, grazie di cuore. Sì, vero, anche nelle partite importanti non c'eri, ho capito che avevi i cavoli tuoi e non sono voluto essere invadente. Sei dimagrito, ma sempre bellino. Grazie, Bubu, grazie mille, Bubu. Ah. Francesco, la domanda è, ma te convince il calcio di Spalletti? Qualche dubbio ce l'ho perché secondo me il calcio di Spalletti, cioè, c'è sempre la stessa giocata per Osimhen, pallone lungo per Osimhen per lanciarlo in porta. E questo un po' non mi piace di Spalletti, dico la verità, perché facendo questo gioco qui, secondo me, abbiamo perso Zielinski, eh, è un Fabian che praticamente a volte si vede, a volte no, a volte ce lo vedi meno in partita rispetto a un Fabian che abbiamo visto magari con Gattuso, con quelli che c'erano precedentemente. Vedo perché secondo me con il gioco di Spalletti il gioco passa tra i piedi di Lobotka cercando il pallone lungo verso Osimhen. È Lobotka che gestisce e cerca di dare profondità ad Osimhen. E poi Osimhen si deve appoggiare sul centrocampo, si deve appoggiare sugli esterni. Insomma, non mi convince più di tanto. È sempre la stessa cosa. Ci vuole l'alternativa a questo gioco perché non puoi giocare sempre in profondità con il pallone in profondità a cercare Osimhen perché ormai le squadre ti conoscano, sanno come giochi, devi trovare un'alternativa, devi cercare di magari metterti Mertens vicino a Osimhen
c'è il robustino un po' di più centrocampo con Anghissà vicino a Lobotka e magari ci metti Fabian Ruiz, Zelinski lo fa entrare dopo, perché ora anche in un modulo così Zelinski fa fatica e l'abbiamo visto che fa tanta fatica. Bravo. Un'altra cosa, Rino, che mi ha ricordato, bravo. Ultimamente ha sbagliato tanti cambi e che ci sono costati anche dei punti importanti. Sono d'accordo con te, specie con la Fiorentina. E se non dovessimo avere più Osimhen a disposizione, ce ne faremo una ragione, come ce ne siamo fatti una ragione per Higuain, come ci siamo fatti una ragione per Milik, per Cavani. Se non ci fosse più Higuain, si andrà a acquistare un altro attaccante. Tanto la società sa muoversi come ha fatto in tutti questi anni. Non penso la società vada a prendere un attaccante sconosciuto, un attaccante che non sa di cosa sia capace, non sa il valore di quell'attaccante che vada ad acquistare. Io penso che la società sappia cosa fare, come ha fatto negli ultimi 10 anni. Bisogna dare fiducia, però bisogna anche, cioè, dare fiducia in un senso, ma l'altra parte del manico è sperare che De Laurentiis faccia le cose per bene, perché ti fidi fino a un certo punto, ma poi bisogna vedere che giocatori ti porta e quali giocatori ti va a cedere, perché se mi cedi Osimhen non mi puoi cedere anche Koulibaly, perché allora la cosa diventa pesante, perché non mi va a cedere due pezzi importanti, va a cedere Osimhen, ma cedendo Osimhen tu mi devi prendere una punta forte e magari andare a prendere anche un centrocampista o qualche altro rimpiazzo, perché Osimhen comunque te lo valutano 100 milioni. Io non penso che De Laurentiis vada a ricomprare un attaccante con lo stesso valore, va a ricomprare sicuramente un attaccante dove investe con 20, 30, anche 50 milioni, fino a 50 milioni, però non andrà mai a spendere la cifra per cui ci ricava i soldi di Osimhen. È quello secondo me. Le voci su una possibile partenza sono forti, infatti anche quella l'ho sentita, però finché sono voci di mercato io seguo tanto Di Marzio e mi fido di quello che dice Di Marzio, perché Di Marzio difficilmente va a sbagliare gli obiettivi di mercato. Di Marzio sa abbastanza bene cosa, cosa il Napoli a cosa il Napoli è vicino e quale giocatore è vicino alla cessione. Sa abbastanza bene, è abbastanza informato su tutto, capito? Che io mi fido molto di Gianluca Di Marzio. Buonasera Mario, ciao Napoli a tutti voi, forza Napoli, sempre Mario, sempre forza Napoli. Come stai Mariano? Tutto bene? Insomma, speriamo nella prossima stagione, speriamo in qualche altro acquisto, perché non bisogna fermarsi su questi due nomi, il Giorgiano e poi come si chiama? Olivera. Olivera che tra l'altro è uruguaiano. Il Napoli ce l'ha un po' con questi uruguaiani, con questi sudamericani, uruguaiani, argentini, siamo un po' su quel pezzo lì, sempre, Cavani, Lavezzi, ci piacciono i giocatori sudamericani di quel tipo, Argentina e Uruguay. Destrox, Napoli, la cosa assurda è che il Napoli, nonostante i tanti campioni di questi ultimi 10 anni, non è riuscita nell'impresa dello scudetto, che avrebbe meritato, giustamente, anche secondo me avrebbe meritato quantomeno uno scudetto. Specialmente quello dei 91 punti c'è tanto rimpianto, perché eravamo così vicini, ma anche qui potevamo vincerlo, perché l'ho detto, eravamo molto competitivi, la rosa c'era e si poteva far meglio, certamente si poteva far meglio e contendere lo scudetto al Milan che l'ha vinto. Il Milan la prima stagione buona ha vinto, infatti è quello. Io un po' rosico per questa cosa qui, perché è vero, bisogna fare i complimenti al Milan, perché bisogna farli, perché quando uno vince ha sempre ragione. Pioli ha saputo far crescere questo Milan, questi ragazzi che magari i Tonali veniva da un Brescia,
ottimo giocatore, è diventato un perno fondamentale, un giocatore forte nel Milan, e così come Saelemaekers è un giocatorino così, anche lui è diventato un ottimo giocatore, cioè ha fatto diventare squadra il Milan, tutta compatta, tutta unita, un gruppo che è diventata vincente, gruppo vincente alla fine, mentalità, tutto cioè, per vincere il campionato e l'hanno fatto. Destrox a noi ce l'hanno shippato 4 anni fa, infatti quello che parlavo io, quello del 2018, c'è tanto rammarico, tanto rimpianto per quello scudetto, perché lì per me è stato rubato, lì per me c'è l'episodio di Milano Inter Juve, ragazzi, la voglia a dire no, perché sento no da parte dei Juventini, ma se voi perdete la partita con la Fiorentina che è colpa nostra, ho capito, abbiamo perso a Firenze, i giocatori mentalmente non c'erano, perché abbiamo avuto sempre sto vizio della mentalità che ci è mancata, è vero, però se tu mi condizioni una partita così, i giocatori con la testa sono andati a Firenze, come ci dovevano andare a Firenze, se vedono una partita del genere dove non dà l'espulsione a Pjanic e la Juventus ribalta una partita dove doveva giocare in uno in meno, il Napoli si demoralizza mentalmente, va giù. Invece, cosa che doveva fare, doveva stare sempre sul pezzo, ma non era facile, ragazzi. Non era facile. Dice, se questo non gli hanno fatto l'espulsione così, nelle prossime partite, chi me lo dice che gli faranno perdere punti oppure la favoriscono anche in quell'altra partita? Allora il Napoli ha detto, sai che c'è? Non si vincerà il campionato perché non l'hanno fatto perdere contro l'Inter o pareggiare, figurati le prossime partite, capito? È andata proprio mentalmente giù. Quest'anno la colpa è nostra, sì. Quando una squadra perde troppi punti in casa, lo scudetto non lo puoi vincere, non lo puoi vincere. Abbiamo perso troppe partite. Empoli, Spezia, mi sembra anche con Sassuolo, addirittura con la Fiorentina, troppe partite, troppe. Quando hai perso già, tu quando già hai perso 5 partite in casa, sono tante, più di quelle no. Se tu vai a perdere più di 5 partite in casa, lo scudetto è andato, secondo me. Ma 5 partite nel totale, scusate, non in casa, 5 partite in tutto il campionato devi perdere. Se ne perdi già 6-7, sei fuori. Grazie Rino, grazie mille. Esatto, la mentalità ci è sempre mancata, sempre quello, sì, lo step importante per andare a vincere è quello. Napolillo non sarà stato un top player come l'altri sudamericani, ma quando cazzo mi infangava Mariano Boiacino. Infocava, aveva un missile giocatore pazzesco. Sì, c'aveva un bel sinistro, però non era un fenomeno, dai. C'aveva un bel tiro, una bella botta. Ciao Marco, buonasera amico mio, come sta? Allora, ma quell'anno gli episodi a favore della Rube furono numerosi. Il clou fu quello di Milano. Sì, mamma mia, quello di Milano fu la peggio. Fu. Buonasera Andrea Paesano, buonasera e Forza Napoli. Buonasera. Ragazzi, vi invito come sempre, l'ha detto anche il mio procuratore, stavo dicendo. Rino, sei il mio procuratore. Stavo il mio moderatore Rino, che ringrazio di cuore perché è sempre presente qui. Anche Giada, se non c'è, la ringrazio di cuore comunque per il sostegno che ha sempre dato. Niente ragazzi, fatemi domande, sono qui per voi, siamo tutti insieme. Comunque Destrox, il mio procuratore. Stavo dicendo il mio procuratore. Vi rendete conto come sto accisa? Mi metti moderatore. Andrea, in questo momento non posso. Dai, quando saremo di più, magari un pensierino ce lo faccio. Ora siamo 4 yacht. Comunque, mi fa piacere che sei qui, mi fa piacere. Io penso che l'anno prossimo, con qualche innesto più importante, potremmo dire la nostra. Però ho paura della Juventus, perché la Juventus con un ritorno di Chiesa che starà bene. Comunque gli auguro il bene possibile perché non bisogna mai augurare il male ai giocatori. Personalmente
e comunque con un Chiesa, con un Vlahovic, guardate che la Juve ritorna prepotentemente per il campionato anche loro, ci sono. Oltre Inter e Milan e anche noi, perché le prime tre ci sono sempre, io penso che anche la Juve torna a lottarsi il campionato, perché la Juventus già ha cominciato sulla fase acquisti, ha preso Zaccaria, che comunque sì, un buon giocatore, però nulla di che secondo me. Sono meglio i giocatori che abbiamo noi a centrocampo. Mamma mia, Capembomb, Lobotka, che giocatore Lobotka. Iniesta Pezzotto chiami. Comunque Iniesta Pezzotto sta facendo bene. Riguardo la Juventus, stavo dicendo al centrocampo, poi c'hanno in uscita sugli esterni Bernardeschi. Bernardeschi vi piacerebbe, ragazzi? Io non lo so perché comunque sugli esterni abbiamo Lozano, Polità, anche Lozano potrebbe essere in partenza perché mi sembra il procuratore sia per la partenza di Lozano perché voleva che Lozano giocasse di più, visto che Politano e Lozano si alternano molto, non è così contento. Lozano vuole giocare titolare, ma se vuole giocare titolare se ne può pure andare perché mi sembra che in questa stagione non abbia fatto chissà cosa. E comunque se va via Lozano qualcun altro dovremmo prendere perché non possiamo stare così. No, Bernardeschi no, vabbè, quello Bernardeschi no, sono d'accordo, perché comunque non ha fatto chissà cosa. Ci sono esterni più validi. Ovviamente io tutta la vita, ovviamente non lo prendi, è difficile, perché poi lo devi far giocare titolare. Andrei a prendere Berardi. Io Berardi voglio mi fa impazzire come giocatore, un giocatore che fa tanto di assist, un giocatore che segna, un giocatore pazzesco. Per me ha fatto una stagione pazzesca e Berardi mi piacerebbe tanto al Napoli. Nemmeno Raspadori, che sì, Raspadori è un bel giocatorino, però è un tappettino, cioè di bassi già ce ne abbiamo tanti. Un Berardi al Napoli ce lo vedrei tantissimo, ragazzi. Mi farebbe ascipazzi. Cioè vorrei Berardi al Napoli. Andrei subito a Pia Berardi. Io con Berardi a Napoli e poi questo Giorgiano, poi Olivera, poi andrei a prendere un centrocampista comunque buono come Sabitzer che mi piace, quello dell'Ipsia. Mi piacerebbe fare un calciomercato così. Ma mi sembra ora Sabitzer gioca nel Bayern Monaco, se non mi sbaglio. Comunque è un bel giocatore. Anche Deulofeu non è male, bravo Rino, anche Deulofeu se parte Lozano non sarebbe male. È un bel giocatore, un giocatore con velocità, un giocatore con una buona tecnica che sa saltare l'avversario, sicché anche Deulofeu sarebbe un ottimo acquisto. Ha fatto vedere, ha fatto una buona stagione anche lui quest'anno, mi sembra a quota 10-11 gol, comunque niente male per Deulofeu, È ovvio che giocare al Napoli è tutta un'altra cosa, l'Udinese è una cosa, il Napoli è un'altra cosa, però certamente le qualità non si discutono, Deulofeu ce l'ha. E poi i portieri, che ne dite? Meret, date fiducia a Meret, volete il rinnovo di Ospina, che secondo me Ospina si merita anche il rinnovo perché per quello che ha fatto, ha fatto un'altra stagione pazzesca, una stagione da grande portiere, secondo me tra i primi portieri in Serie A. Io ci metto Magnan primo di tutto perché Magnan ha vinto il campionato e poi ha fatto delle parate pazzesche, un portiere pazzesco Magnan, però Ospina è lì, Ospina se non è secondo è terzo, è lì, ha fatto una stagione pazzesca. Meretta ha deluso, sì, a me mi ha deluso perché ha condizionato, ha fatto delle papere, cioè anche a impostare il gioco con i piedi ha fatto tanti errori, specie con l'Empoli che abbiamo subito quel gol. Qualche parata importante l'ha fatta pure Meret, però sotto l'aspetto di gestione del pallone un po' paura, cioè ti lascia desiderare, fa paura. Io rinnoverei Ospina, anche io, cioè ha dato più fiducia, Ospina dà più fiducia, quando ti trovi Ospina in porta
ti senti più sicuro. Quando c'è Meret, un po' di paura te la fa venire. Un po' che male panze te lo fa venire. Meret via. Ah, Meret lo manderesti via. Al posto di Meret chi prenderesti? Cioè, se ti tieni Ospina, però comunque il secondo portiere lo devi andare ad acquistare, oppure fai giocare Isadiak. Però io no, onestamente Andrea, se va via Meret, un altro portiere lo deve andare a prendere. Però io penso che la società, da quel che ho capito, due sono le cose. O punta su Meret o manda via Meret. Però Spina dovrebbe partire, secondo me. Lo Spina non lo rinnova il Napoli, secondo me. Ovviamente faccio i miei complimenti al Milan e allo scudetto. È normale. Il Milan se l'è meritato, è giusto così, è giusto fare i complimenti. Come secondo metterei i Dasiak. Ah, ti piacerebbe i Dasiak come secondo? Non andresti a acquistare il portiere allora Rino e daresti fiducia al portiere polacco. Magari potrebbe sorprendere, magari potrebbe essere il portiere rivelazione. Chi lo sa? Potrebbe anche essere. Perché comunque non ha avuto spazio, non ha avuto possibilità di mettersi in mostra. Vorresti dargli questa chance qui, è vero. Però Rino, io, cioè, se una squadra vuole contendersi, si vuole giocare il campionato con quelle prime, con l'Inter, Milan e Juventus, io sono dell'idea che comunque deve avere un portiere già pronto, come Ospina, e poi come secondo pure. Poi il terzo ci sta, lo andrà così, come i Dasiak, e Marfella magari lo fai girare in Serie C, lo dà in prestito. Io prenderei un secondo portiere, Ospina titolare e Idasiak terzo, e Marfella lo fai girare in prestito. Come secondo metterei Michael, buonasera amico mio, come sta? Come stai? Tutto a posto? Da quanto tempo? Abbastanza, dai. Anche se i problemi ci sono, ma diciamo abbastanza bene. Te tutto bene, Michael? Gli darei una chance. Ai Dasak ci può stare, anche se, come ti ripeto, Rino, non è facile perché comunque lottarsi un campionato è una cosa, ma lottarsi Champions, Europa League, puoi dare anche la chance ai portieri così, però se poi deludano, se poi non sono all'altezza, ti fanno perdere dei punti che possono essere fatali per l'obiettivo che cerchi, capito? Quello. Specie come Meret che ti ha fatto perdere magari dei punti importanti. Ho sentito gran belle cose sui Dasak, speriamo. Tutto a posto, Nabu. A parte mio padre, un po' una situazione così, sì, dai, a parte mio padre. Che bisogna fare? È la vita, voglio. Comunque, si va avanti, si va forza e si va sempre avanti, sempre. Tutto a posto? Dai che sempre le stesse cose. Comunque, se mi volete fare domande, sono qui per voi ancora 15-20 minuti perché scusatemi ragazzi, perché poi io domani sono al lavoro e stanotte alle 3:30 mi devo alzare. Magari ho fatto un'oretta con voi, magari faremo un'altra live in settimana, capito? Cercherò di stare un po' più attivo del solito per stare più insieme a voi, parlare del calciomercato, capito? Insieme a voi. Però stasera purtroppo vi devo lasciare, farò un'oretta con voi, ma poi devo andare via perché, come vi ho appena detto, alle 3:30 c'ho da svegliarmi perché alle 5 sono al lavoro. Cioè, c'ho poche ore per dormire, c'ho 5 ore, sicché se non vado a letto alle 10, dopo è un casino. Che ha fatto mio padre? Che ha fatto? C'ha una malattia grave, voglio, così, che bisogna fare? Bisogna solo sperare che vada tutto bene, poi non puoi fare altro. Bisogna solo sperare quello. La domanda è com'è che il Milan è riuscito a tirar fuori dal cilindro Maignan, sostituendo un Donnarumma che spesso faceva papere?
Sì, ci ha saputo fare tutta la dirigenza, e anche Maldini che ci ha saputo. Maldini è cosa come Rino, come dicevo io, l'Inter c'ha Zanetti come uomo in dirigenza, la Juventus c'ha Nedved, il Milan c'ha Maldini e noi chi ci abbiamo? Edu, abbiamo il figlio di De Laurentiis che scusate con tutto rispetto, ma quello mi sembra che non capisce niente, mi sembra che abbia qualche problema mentale, abbia qualcosa che non va. Al Napoli ci vuole un giocatore che capisce di calcio, tipo Hamsik. Ha visto Lobotka, ha avuto ragione su Lobotka. Che giocatore è Lobotka? Hamsik. A Napoli ci vorrebbe uno che rappresenta il Napoli come Hamsik, come Marek Hamsik. La Juve c'ha Nedved, ripeto. Il Milan Maldini, l'Inter c'ha Zanetti, a noi ci vorrebbe un Marek Hamsik in dirigenza. La dirigenza rossonera top, e noi, infatti noi siamo Casizza Mouk, Rino. Anche Hamsik si è proposto, ma De Laurentiis, buonanotte. Figurati se De Laurentiis non è stato mai per i ritorni. Parla, lei è il benvenuto, Insigne, così così, buonanotte, non verrà più nessuno, cioè Insigne, una volta che ha lasciato il Napoli, state sicuri che è finita, non tornerà più al Napoli, come è stato così per Lavezzi, come è stato così per Hamsik, come è ora per Hamsik, tanti giocatori non hanno avuto modo di ritornarci al Napoli, lo stesso Cavani. No, domani no, Andrea, magari la faccio oggi, che cos'è? Oggi è martedì, magari cerco di farla dopo 2 giorni, giovedì, venerdì, sabato magari, sabato, domenica, vediamo un po'. Forse porterò qualche video. La mia domanda è, Andrea, che domanda mi fa? La mia domanda è perché lo scudetto quest'anno non l'ha vinto il Napoli e l'ha vinto il Milan? Perché il Milan ha avuto più mentalità, perché il Milan è stata sempre sul pezzo, il Milan è stata sempre concentrata e mai di testa è stata a un'altra parte, perché il Milan era sul pezzo, era concentrato sulla partita, sull'obiettivo e l'ha vinta. Il Napoli l'ha preso, non lo so, l'ha preso un po' sotto gamba, ci è arrivata un po' affaticata pure e alla fine si sono persi dei punti che sono costati al Napoli il campionato. Questa è la differenza. La differenza che poi l'ha data anche l'allenatore, diciamoci la verità, Pioli ha espresso un calcio migliore da quello di Spalletti, che Spalletti ha sempre giocato in un modo, mentre Pioli ha alternato i moduli. Quando giocava in una maniera, trovava la soluzione per alternare il modulo. Invece Spalletti ha sempre giocato così, dritto così, per il pallone di Osimhen. Solo le ultime partite abbiamo visto che ha gestito con Mertens e Osimhen, ma troppo tardi, quando i punti tu già l'avevi persi. Io opterei uno come Bagni, che è anche un grande esperto di calciomercato. Rino, anche Bagni sì, perché comunque c'è esperienza, è adulto, ha fatto carriera nel Napoli, cioè conosce molti giocatori, l'esperienza può fare al caso suo, certamente anche Bagni andrebbe bene. Però a me il fatto di Marek Hamsik non mi dispiacerebbe, ti devo dire la verità, visto che io lo amo, Hamsik. Poi ci ha portato lo Botka dove tutti l'abbiamo sottovalutato, anche io, inizialmente. E alla fine che giocatore è? Sta facendo la differenza. Nelle ultime partite del Napoli ha fatto la differenza. E alla fine ha avuto ragione Hamsik. Mamma mia, che ora sono? 50, 10 minuti ancora, dai, 10 minutini insieme a voi e poi me ne vado a dormire. C'è qualche domanda, ragazzi, che mi volete fare? Vediamo un po' di notizie, intanto vado a leggere un po' di notizie se c'è qualcosa. Intanto Bremer il Paris Saint-Germain potrebbe pensare a Bremer, che difensore Bremer. Mamma mia che stagione ha fatto, pazzesca. Potenza fisica,
quando si piazza con il fisico difficilmente gli porti via il pallone a breve, prende posizione, lo devi solo buttare a terra, lo fai solo fa, perché veramente c'ha un fisico, un strapotere fisico pazzesco, bel giocatore a breve. Poi segna pure, tra l'altro. Fa dei sacchi di testa importanti, giocatore molto, molto forte. Secondo me andrà in una big. Alla fine lo prenderà un Paris Saint-Germain, lo prenderà un Real, o l'Inter in Serie A, capito? Andrà in una squadra top, secondo me. Il mattino festeggia 130 anni, domanda di L. Marotti a Palazzo Reale. Ehi, mamma mia. Ecco, dalla Spagna, Koulibaly Barça. Il club ha problemi, il femminile deve prima cedere, perché il Barcellona, ricordiamoci, ha problemi di soldi, vorrebbe prendere Koulibaly, ma prima da vendere, deve vendere un bel po', perché sennò Koulibaly non si può prendere. Tutti l'abbiamo beffeggiato invece, ma aveva qualche chilo in più. Bremer top, sì, mamma mia, Bremer è grande difensore. Il Barça non ha abbastanza soldi per permettersi Koulibaly. È vero quello che ha detto De Laurentiis, il Barça ha gravi problemi economici. Ed è vero, è vero. L'avete sentita la notizia dell'accostamento di Cavani alla Salernitana? Infatti, a parte l'accostamento, che non lo so quanto sia credibile, però se Cavani dovesse andare alla Salernitana sarebbe anche una bella cosa per i tifosi della Salernitana. È vero, a noi del Napoli un po' ci fa strano, non lo so, però per la Salernitana sarebbe un colpaccio, nonostante l'età. Un'altra cosa, complimenti alla Salernitana per la salvezza che alla fine ha faticato, ha fatto una partita bruttissima, ma peggio di lei ha fatto il Cagliari, ha avuto ragione, si è salvata la Salernitana perché precedentemente, prima dell'ultima partita, ha fatto una risalita dei punti importanti che l'hanno permessa la salvezza. E complimenti alla Salernitana e a Salerno per la salvezza, che li ritroveremo nel derby l'anno prossimo. Per quanto riguarda il Cagliari, che comunque mi dispiace, avrei voluto per i tifosi del Cagliari che conosco, che comunque sono gente gentili, brave persone che sono sul mio canale, che anche per loro mi dispiace non aver portato video, così come l'Atalantini che sono sul mio canale. Comunque, cioè, il Cagliari dispiace per la Serie B, ma sono convinto che ha le carte in regola per poter risalire in Serie A. Avrei preferito lo Spezia in Serie B, devo dire la verità. Però alla fine, ragazzi, diciamoci la verità, Salernitana e Spezia hanno fatto quel qualcosa in più per meritarsi la salvezza. Il Cagliari ha deluso. La rosa, visto la rosa che aveva, doveva fare molto di più. Alla fine la Serie B è giusta. Dispiace dirlo, avrei voluto che si salvasse anche il Cagliari, però è giusto così. Genoa, Venezia e Cagliari, giusta per loro la Serie B, secondo me. Grazie Rino. Cavani Salernitana, no, non ci credo. Ma infatti non penso succeda. Però se succede, i Salernitani secondo me escono pazzi. Escono pazzi veramente. Poi fammi vedere qualche notizia di mercato qua che dice pure dove sta. Vediamo One Football che ci dice. Napoli su Barak. Napoli su Barak. Due top club in wrestling sul trequartista. Oltre il Napoli c'è qualche altra squadra però. Barak che è un giocatore di qualità del Verona, autore di 11 gol stagionali e 4 assist in 29 presenze. Niente male la stagione di Anthony Barak. 11 gol e 4 assist, ha fatto un'ottima stagione. Poi anche rigorista, non dimentichiamoci, visto che Insigne va via. Classe 94, è anche giovane, no, è classe 94, pronto a dire addio al club giallo-blu, che è in vendita da parte del Verona.
calciomercato, occhi però, perché su Barak, oltre al Napoli, c'è la concorrenza di Milan e Tottenham, e non è facile prendere, perché il Milan e Tottenham penso che abbiano più precedenza del Napoli. Tottenham ha i soldi, il Milan comunque ha vinto un campionato, e se Barak deve scegliere fra Milan e Napoli, sceglie il Milan. Poi ovviamente se il Milan gli dice però se viene al Milan e fai la panchina, e il Napoli gli dice se viene a Napoli giochi, ci sta anche che vada al Napoli. Questo è tutto da vedere. E poi soprattutto la cosa più fondamentale è il cash. Il Napoli quando gli mette sul piatto al Verona, così come il Milan e il Tottenham. Però io penso a livello di soldi attualmente ce l'ha più Milan e Tottenham. Però se il Napoli fa una cessione importante e poi deve andare su Barak, è ovvio che lo prende il Napoli, perché se il Napoli cede qualche pezzo importante, c'ha i soldi a disposizione per andare a prendere Barak. Perché sì, perché pensano a un caso di addio, perché Napoli sta pensando all'addio di Zelischi e come sostituto potrebbe essere Barak. Infatti, come dicevo ora, se parte un top, il Napoli cerca Barak come sostituto e Zelischi potrebbe essere in partenza, visto il rendimento dell'ultima stagione e visto che c'è nel modulo in cui gioca Spalletti e nel gioco in cui gioca Osimhen non è valido Zelischi, non riesce a essere il Zelischi che abbiamo conosciuto nelle prime stagioni prima dell'ultima stagione. E per questo il Napoli potrebbe cedere a Piotr Zelischi e potrebbe prendere Antonin Barak. Io non lo so cosa ne pensate, però io Zelischi lo amo come giocatore, mi dispiacerebbe, però se deve rendere così, se deve giocare male, alla fine è giusto sostituirlo con un altro giocatore, perché alla fine bisogna pensare alla maglia, bisogna pensare all'obiettivo del Napoli, bisogna pensare che il Napoli deve fare bene e per fare bene deve avere i giocatori validi e giocatori che siano validi per il ruolo di Spalletti, per il modulo di Spalletti. Barak sarebbe un'ottima scelta, un bel giocatore. Sì, in un certo punto ha ragione Rino, mi ricordo un po' Hamsik in qualcosa sì, c'ha il sinistro come lui, però Hamsik più completo, destro, sinistro, inserimenti, qualcosa ce l'ha uguale, qualcosa sì, però Hamsik era un po' più completo di lui, secondo me era molto più completo, più forte, perché sapeva, cioè, ti faceva anche da come posso dire, regista a volte, faceva tutto, si inseriva, inserimenti, tre quarti di testa, destra, sinistra, giocatore fondamentale, giocatore completo anzi. Però Barak ha qualcosa che ti viene a mente Ames, che ha ragione. Non si esprime al top con Spalletti, anche a me spiace. Infatti Zelischi con Spalletti non è cosa, si vede che non è a suo agio, si vede che non riesce a dare le sue qualità, a esprimersi al meglio, come hai detto te. Allora a quel punto se non riesci, se devi continuare con Spalletti e Zelischi non riesce a dare il meglio di sé, proprio a cambiare. È normale che la società si guarda intorno e cerca di trovare il giocatore giusto per il modulo di Spalletti, per quello che serve a Spalletti a centrocampo. Cioè, Barak è un mezzo, secondo me, fra Zielinski e... no, che cazzo sto dicendo? Fra Hamsik e Fabian Ruiz. C'è un qualcosa di tutte e due, perché c'è anche un bel tiro da fuori area, capito? Un qualcosa di mezzo, cioè. Deulofeu sarà sfida in estate tra Napoli e Milan. Il Milan e il Napoli, cioè il Milan già l'ha avuto Deulofeu e ora il Napoli vuole Deulofeu, ma c'è anche il Milan di nuovo su Deulofeu. Vi rendete conto? Non mi piace parlare del campo in maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continua a pensare che sia una grande opzione, il mercato si inizia a muoversi e diversi club chiedono diversamente informazioni. Questo è l'agente di Deulofeu, ovvero Albert Botines, che dice che
Napoli sarebbe una piazza gradita da Deulofeu, da Gerard Deulofeu. E questo è già un passo in avanti, perché se la gente dice che a Deulofeu piace Napoli, già è importante questa cosa qui. Poi bisogna vedere il Napoli quando vuole spingersi a prendere Deulofeu, se è convinta del tutto, se vuole guardarsi prima intorno e trovare un'offerta migliore, cioè dove potrebbe risparmiare qualcosa, perché conosciamo De Laurentiis, o sempre risparmiare qualche soldo. Se invece è convinto di andare a puntare, dice io voglio Deulofeu, allora cosa si fa? Perché anche Deulofeu sarebbe, gradisce la piazza, cosa detta dalla gente, sicché la cosa potrebbe essere molto fattibile. Osimhen al Napoli, la polizia nella sede del Lille per fare luce sull'affare, addirittura. L'intervento della polizia potrebbe riguardare la modalità di trasferimento del Lille al Napoli. Osimhen ceduto al club azzurro con una valutazione complessiva di 71 milioni. Ma riguardo Spezia Napoli, poi c'è il fatto che 5 arresti dopo gli scontri tra tifosi. E io sono stato allo stadio di rimpetto alle due curve, la curva ospite che sarebbe la curva del Napoli, che non sono potuto andare per via dei biglietti venduti solo ai resident in Campania, visto che sono in Toscana non sono potuto essere nella curva del Napoli, però ero nei distinti affiancata a quella, alla curva piscina dello Spezia, ma di rimbetto alla curva del Napoli. Non sono andato ovviamente vicino alla curva ferrovia, vicino ai Spezzine, che so scemo, ma ci sono messo verso la curva del Napoli. Comunque ho visto tutta la scena, voglio, che schifo. Non è possibile nel 2022 ancora tutti questi casini. Cioè, gente che si buttava i fumogeni a destra e a sinistra, insulti, cori razzisti. Mamma mia, ma che schifezza. Anche a me spiace, io ho un'unica domanda. Ma quando Spalletti ha visto che Zielinski non andava, perché non ha dato spazio a Mert? Giusto, giusto, Rino. È come anche io ho detto prima, secondo me l'ha messo troppo tardi Mertens, ha visto che l'ha provato con Osimhen e sono stati funzionali, il Napoli ha girato, il Napoli ha cominciato a vincere anche qualche partita, perché non prima? Troppi punti persi ormai, la cosa l'ha provato ormai troppo tardi, quando era troppo tardi. Si erano persi troppo punti, il Napoli non poteva più vincerlo e poteva solamente garantirsi poi il terzo posto, cercare di tenere il terzo posto, perché comunque la Juve in quel momento si era avvicinata a 2 punti, ma poi si è riuscita a prenderti 2 punti vincendo tutte le partite e allontanandoti anche la Juve di 9 punti. Infatti con Mertens e Osimhen abbiamo visto che il Napoli in avanti ha fatto faville, ha fatto bene, mi è piaciuto tanto. Mertens ha avuto i suoi spazi, ha fatto gol, ha fatto grandi prestazioni. Osimhen è riandato in gol anche lui di testa, cioè mi sono piaciuti insieme. Cioè, l'alternativa l'ha trovata troppo tardi, ha insistito troppo, troppe partite a giocare sempre in profondità per Osimhen. Questa alternativa l'ha trovato dopo le sconfitte. Dovevi pensarci prima, dovevi pensare in partita. Quando perdevi la partita dovevi subito trovare l'alternativa, dovevi già studiarti l'alternativa, ma alla prima sconfitta del Napoli casalingo dovevi dire io devo trovare un'alternativa a questo gioco perché non posso continuare così, perché le squadre che giocano, che ci giocano contro, capiscano come gioca il Napoli e ci vengono addosso, ci contrastano il gioco perché sanno che Osimhen va su quel pallone e tutti bloccano Osimhen e Osimhen non si e viene bloccato anche il gioco del Napoli. E niente ragazzi, io vi ringrazio a tutti per la bella serata. Comunque, prima di staccare la live, leggo le ultime cose che mi ha scritto Rino, giustamente, ma Deulofeu non è già stato al Milan. Infatti è già stato al Milan, ma il Milan lo rivuole un'altra volta, è una barzelletta praticamente. Era già stato al Milan, sì, Rino. In televisione praticamente non hanno detto nulla.
Ah, dicevi di Spezia Napoli. Sai, le televisioni certe cose a volte non dicono niente. E comunque, a parte gli arresti, che ci sono stati 5 arresti, poi feriti dello Spezia e del Napoli, un'altra cosa, daranno, da quel che ho capito, daranno anche la squalifica di qualche giornata allo stadio dello Spezia e poi non ne sono tanto sicuro, ma penso anche al Maradona qualche giornata. Speriamo di no, però il rischio c'è. Mertens ancora oggi alla sua età un calciatore determinante e secondo me io fossi io lo farei finire la carriera al Napoli perché se lo merita. Ha dato tanto per la nostra maglia. Un giocatore belga, nemmeno un giocatore napoletano, un giocatore che è così attaccato alla maglia, che è così attaccato alla città, che quella maglia, ogni partita che scende in campo la suda, la bagna tutta quanta. E quello è un giocatore da Napoli, è quello un giocatore che ama la maglia del Napoli, perché la onora da quando entra fino all'ultimo minuto della partita. Poi può succedere una partita che non è in condizioni, però corre sempre, tutti i minuti che entra, che sono 10, che è mezz'ora, sono 5 minuti, corre. E a me mi piacciono i giocatori così. E niente, Rino, vi ringrazio a tutti, ringrazio a Rino, ringrazio a Bubu, ringrazio a chi c'era, Michael, a Andrea, a tutti quelli che a Destrox, a Mariano, a tutti quelli che sono stati qui in live con me, anche a quelli che mi hanno seguito senza chattare, ringrazio proprio a tutti quanti. Vi auguro una buona notte. Un arrivederci a presto, ragazzi. Spero venerdì di portare la live. Comunque, un abbraccione, Francesco, una preghiera per tuo papà che possa rimettere. Buona serata a tutti, forza Napoli. Grazie, Rino. Un bacione di cuore. Forza Napoli sempre. Buonanotte, Rino. Grazie mille. Mi ha fatto piacere di risentirvi. A tutti quanti. Vi voglio bene. Vi voglio bene. Spero che state bene. Prima di tutto la salute. Poi noi ci rivediamo, o prima o dopo ci rivediamo, perché comunque siamo una famiglia. E spero un giorno anche di vedervi e prenderci un caffè insieme, perché sarebbe bello. Buonanotte a tutti, ragazzi. Da Napoliello 87, come sempre, voglio forza Napoli, sempre. Forza Napoli. Buonanotte, ragazzi. Grazie di cuore. Buonanotte. Voglio.